Alle novembre e no altri deute di San Zors di Noiar o sin in corriere per visitare la città di Mugle, soredut il suo castiel, ma o sin partits sotto di una brutte ploie. Arrivats a Mugle e vedut che la giornata non si comede, la guida non sa contat la storia di che città in place, sotto la Lose. Allora, una è la pietra d'Istria, che Muggia, insieme a San Dorligo, un pezzetto di San Dorligo della Valle, è l'unico comune italiano ancora nella penisola istriana ed è anche il comune più a sud della regione. In spiete de visite dal castiel, la camminade per città sotto de ploie e reste dome pai plui temeraris. E ci ritroviamo esattamente qui sotto alle 10. La città è diventi un castellir protostoric de etat dal fier. Si pensa tra l'ottavo e il VI secolo prima di Cristo. In seguito, dopo la fondazione di Aquilee, i romani si insedarono su di un quel par difendisi dai Istris. Quel proclamat Castrum Mugle, vue quel di Mugle Viere. Dopo le disfatte dall'Imperio Romano, a Mugle si alternarono le dominazioni dai Goths, dai Longobards, dai Bizantins e dai Franks. Ma il primo documento sicuro che al compare il nome della città alvenne dall'anno 931. Si lei che in che volte i re di Italia, Ugo e Lotario, donarono al patriarca di Aquilee il Castellum Mugla, che è ieri la città fortificata, non il castiello. Dal 1354 Mugle subì un attacco dai genovesi e dal 1420 è passato sotto Vignesie. Buone parte dell'abitata allora dal quel si trasferì sulla questa del mare, dal dall'intorno di Borgolauro, il centro città dal dì di Vue. Dopo Napoleon, che al decretare la fine delle repubbliche venete, dal 1214 Mugle è passato sotto dal dominio asburgico. Sotto di quel poi sviluppa una vivarosa industria cantieristica e navale. Al dì di Vue il cistiel si luviot lassù in dalt, sever, alle giuste parzore dal port. Proprietari alle il scultore artista Willy Bossi e la sua femmine Gabriele. Tutti due l'uttein viert peint dome in occasioni particolari, iniziative culturali e musicali. La tor che voi si viot e fu fatta fa dal patriarca di Aquilee Marc IV di Randec dal 1374. In seguito avvenirono inzontati gli muris e altri stors di guardie partigni una guarnigione di soldati. I curmiei des muris e dal cistiel a son di tipo guelf o papal. Il conte Juan Polcenigo dal 1635 a restaurare il cistiel, ma dal 1800 al fu abbandonato dal duc. Sdrumato il tetto, erano restati su dove i muri.
E è stata signora Gabriela in persona che nos ha sollevato dal tormento dall'aia e deploie quanche siei ospiti tra l'inmagamento dai murs antichi dal suo cistiel nos ha proferito un delizioso ghiringhel. Che fa? Ecco, benissimo. Eccolo qua. Grazie mille. Grazie. Si prenda qualcosa anche lei. Sì, grazie. Guardate che come vuoi di cacca. All'estate, in questo incredibile ambiente medievale, arredato in stile e curato fin dai minimi particolari, che signora Gabriela nos ha contato dal fatto dal cistiel e dai grandi sacrifici passati di lei e dal suo uomo per tornare a farlo rivivere. I signori Vili e Gabriele, pardrenti, hanno fatto diventare il castiello un prezioso reperto archeologico e parfur un prezioso bonbon che di lassù dal quel si spegle elegante in te saghi dal quarto. Ma faccio presto a vedere. Ecco, questo serviva per scortecciare tutte le travature utenti. E di lassù de Tor, abitazione dai signori Bossi, si giolta veramente un panorama spettacolare di chasis e di mare. Non si può che congratularsi con le simpaticissime parole di Chiase per il suo buon gusto, dal gestire un ambiente così particolare e severo dovuto alle sue antiche storie, e tal stesso tempo tigli l'uviert ai studiosi, amanti di musica e di arte. Complimenti! Per finire, o fa conosci una curiosità importante. A Mugle e a Trieste, fin dal 1998, favelaven una variante furlane vue di smetude, il muglesan e il tergestin. La morte di una favelade è e sarà sempre una tragedia. Culla dal tempo non vorresti che una simile tragedia avesse di capitare in Friuli a inestrecciare marilenghe. Questo documentario dal suo piccolo all'intento trasmette la marilenghe a 12 furlans di buona volontà. E io spero che tu, furlan, tu sei sempre qui ascoltami. E se tu sei arrivato fin qui, al vuol dire che con la nostra identità non si proprio tan male. Mandi!